Bisogna puntare ovviamente sulla portualità e sulla logistica. Anche lì noi stiamo sostenendo fortemente il progetto del Presidente Costa, che è quello dell'offshore a mare, che è per intercettare le grandi navi mercantili transoceaniche, quelle che entreranno sempre di più nel Mediterraneo perché hanno allargato Suez. E che non possono ovviamente che oggi non passare i entrerebbero canali dei petroli. E no, ma che se non avessero anche un punto del genere probabilmente neanche arriverebbero fin su. Per cui noi lì ci giochiamo probabilmente una competizione con la Turchia, probabilmente. Cioè, ecco, per cui è l'interesse di tutti i porti dell'Alto Adriatico, non è proprio contro nessuno. Andremo a risolvere un grosso, probabilmente a prendere traffico dai porti del nord Europa, perché invece che far fare alla nave il giro dell'Europa, viene su dritta e può scaricare. Stiamo parlando che loro lì hanno circa 8 milioni di TEU, che sono i container, noi ne facciamo 800.000, 500.000, cioè stiamo parlando di numeri completamente diversi, quindi c'è un grosso mercato che è il sud della Germania, la Baviera, l'Austria, e questo è uno dei motivi anche proprio poi di tutto lo snodo ferroviario, dei trasporti. Sì, problemi logistici, insomma, tutto. Sì, sono problemi, ma nel caso di Venezia sono vantaggi se li trasformiamo adesso in cose da fare, senza grandi filosofie generali, ma lavorando su cose meticolose.